Da Milazzo Castello la rappresentazione del presepe per voi di TVN con tutto il soldato romano originale. Ci può mettere a film. Ave Populus Romanus te salutat. Ciao. Ciao. c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Erode chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso.
Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della tua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti e sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Ma come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, poiché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno al loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono che fu di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta nei miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nelle parole del Signore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il Signore. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha innalzato gli umili, ha rovesciato i potenti dai troni, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha ricolmato di beni gli affamati, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. E scrisse: Giovanni è il tuo nome. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Giovanni il suo nome, Giovanni. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano osservavano in cuor loro. E sarà mai questo bambino, si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dall'Altissimo, perché vedrai innanzi al Signore per preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto il sole che sorge e rischiare quelli che stanno nelle tenebre e nell'onda della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Ciascuno cresceva, si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
sì, un trapano a mano, famoso trapano Black & Decker. No, questo è un trapano a mano, olio di comodo. Ho capito. Famoso tornio del 1800. No, questo qua è... Allora. Quelli sono attrezzi antichi. Oppure 100 anni. Di mio nome, Tommaso Braso la vita. Grazie. Classe 1899. Buono, perfetto. Buongiorno. Poi sabato come c'è? Bravo, complimenti. Gloria in excelsis Deo. Et in terra